Salve a tutti, sono Genny Avolio e sono qui per presentarvi il mio nuovo spettacolo dal titolo Napoletanamente. Come nasce? Innanzitutto è uno spettacolo scritto e diretto da me e nasce grazie ad un piccolo successo, forse anche meritato, avuto dal precedente spettacolo A noi piace vivere così. Quest'anno in questo spettacolo sarò il solo protagonista e sarò affiancato da una bellissima compagnia. Di cosa parla lo spettacolo? Lo spettacolo è incentrato sulla canzone classica napoletana. Avrete modo di poter ascoltare una buona musica, ma non solo, avrete anche modo di poter ridere. Tra l'altro, questa è la cosa più importante, perché la gente oggi, oltre a sentire musica, la gente vuole ridere, perché purtroppo i problemi alla vita già ne sono assai, quindi in qualche modo noi cercheremo di farvi ridere e portarvi il sorriso, soprattutto in quei giorni di festa. Non sarò solo in questo spettacolo, avrò una bellissima compagnia, una compagnia di giovani e motivati dalla stessa passione. Cercheremo in qualche modo di trasmettervi delle nostre emozioni che abbiamo dentro e delle nostre passioni, e lo facciamo attraverso quest'arte, l'arte della nostra tradizione. A proposito di tradizione, in questo spettacolo non parleremo solamente della canzone classica napoletana, ma abbiamo un'altra tradizione che ci appartiene, la tradizione delle danze popolari. Quindi chi m'ha fatta fa me, avremo modo di poter vedere un Genny Avolio e non solo, ma danzerino su queste danze e spero di non fare una brutta figura. Ma comunque in tutti i modi noi cerchiamo di divertirci e far divertire il pubblico. Con me ci saranno le ballerine della New Ballet Center e Enzo Tamurriello e Raffaella Vacca, due danzatori delle danze popolari e non solo, ma anche dei bravi attori. Ospiti della serata, io non vi posso dire nulla, perché oppure che ospiti sono. Ci sarà qualche ospite a sorpresa e ci sarà anche qualche momento che forse nessuno di voi può aspettarsi. Quindi io lascio a voi la curiosità. Io vi aspetto al teatro, anzi non solo io ma tutta la mia compagnia, il 28 dicembre al Teatro Ateneo di Casoria alle ore 20. Ma raccomando, vi aspetto là. A presto!